No, forse, no, forse, sicuramente è una delle forze del campionato. Allora, ecco, qui mi torna il sorriso, perché quando parlo di questi ragazzi miei mi torna il sorriso e sono orgoglioso di loro. Abbiamo fatto, credo, una partita a pari livello della Golbet, che a mio avviso è la squadra che si contenderà lo scudetto, ma primo tempo logicamente loro vengono fuori, ci schiacciano, un po' impauriti, però alla distanza siamo usciti con il nostro gioco. Abbiamo fatto una grossa partita, soprattutto il secondo tempo, merito di questi ragazzi. Adesso chiudo qui l'intervista solo con due dediche. Una è per il nostro direttore sportivo che ha avuto una settimana un po' difficile, fortunatamente conclusasi per il verso giusto, e diamo un abbraccio noi tutti della SS Lazio alla moglie del nostro direttore sportivo, che è la signora Graziella, che gli mandiamo un bacio enorme, e alla grande l'aspettiamo qui al campo il prima possibile. E ha superato questo momento difficile molto bene, è forte come noi e l'aspettiamo qui a fare il tifo per noi. E la seconda dedica la dedico per amici Manuel, che è venuto qui al campo mentre la sorella molto probabilmente ha partorito poco, mentre forse lui segnava. Speriamo che così, sarebbe una storia bellissima da raccontare. Sta diventando zio se non è già diventato, quindi un bacione alla famiglia e amici per questo nuovo arrivo.